Ok. Buongiorno a tutti, possiamo iniziare il nostro culto. Avete percepito che la mia voce se n'è andata questa settimana così, ma spero di predicare questa mattina e anche alla sera. E a Padova, e possiamo pregare in questo momento e che tu possa riposare il tuo cuore no Signore, sapendo che c'è Dio. Per il primo cantico oggi sarà Io ti cerco, e questa cercare Dio con tutto il cuore, Dio ti risponde. Dio non è lontano da noi, Dio è presente, ma quello che Lui desidera è che il nostro cuore sia sincero davanti a Lui. Così possiamo pregare in questo momento e vedere come sta il nostro cuore davanti a Dio. Stiamo nella Sua presenza, in un momento di offerta, di culto, di adorazione. Siamo alla presenza Sua. Nosso Padre, questa mattina siamo qui per adorarti. Siamo qui, oh Padre, perché riconosciamo, Padre, che Tu sei il grande Dio che agisce, che si rivela. Tu sei il nostro Dio. Grazie, oh Padre, per una settimana che ci hai donato. E possiamo ricordare tante cose. La nostra storia, la nostra vita, il mangiare, vestirsi, avere una casa, un lavoro, una macchina, avere le condizioni di camminare, di vedere, di ascoltare, sentire, avere la sensibilità in Te. È un grande privilegio, Padre, vivere tutte queste esperienze, perché tante volte cominciamo a dare valore quando si perde, ma non possiamo essere così. Perciò questa mattina, Padre, vogliamo cercarti e aprire il nostro cuore a Te e riconoscerti. Tu sei il nostro Dio. Questo culto, Padre, è la nostra offerta a Te. Questo culto è la nostra consacrazione a Te. E in questo momento, Padre, vogliamo vivere questo culto con intimità, com experiência, com vita em Te. E benedice, guida-te, Tua grazia e a Tua misericórdia. Vogliamo vivere e vogliamo camminare, ó Padre, com a experiência viva em Te. Grazie, perché Tu ci sei. E stiamo qua nelle Tue mani, ó Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo estar em pé, possiamo cantare e adorare il nostro Dio. Io ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccare
fatto. Tu sei qui in mezzo a noi lodiamo e tu sei qui che ci guardi, tu canti insieme a noi, tu ci guardi e siamo felici. Sentiamo la tua presenza qui, Signore. Ti ringrazio per questa nuova giornata, ti ringrazio per queste persone che sono venute qua perché desiderano te, vogliono te, sono in cerca di te, Padre, hanno bisogno di te. Tu ci sei sempre qua con noi, Padre. Tu sei il nostro universo, tu sei grande, sei maestoso, sei meraviglioso, tu sei tutto, tu sei il creatore. Tu ci vuoi bene, tu ci ami. Noi cantiamo a te, noi facciamo tutte queste cose per te, per la tua gloria, perché tu ci hai dato tutto questo e tu ci stai preparando un posto lì in cielo per noi, per tutti noi, per la Chiesa. Signore, grazie per ogni cosa che fai per noi. Non possiamo ringraziarti ancora, il nostro grazie non basta, però tu Signore, hai già dato tutto, non possiamo spiegarlo a parole questo grazie, però questa lode va a te, Signore. Questo canto a te, Padre. Tu sei colui che ci ama e fa che ognuno di noi possa cantare, che il nostro cuore possa cantare a te oggi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo, o dare a te un giorno solamente. Sì, il mio universo, non voglio dare le parole come gocce, diluvio d'adorazione e di lode. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce del mio cuore. Sì, il mio sì, ogni mio pensiero e desiderio. La presenza tua è la mia forza, oh Gesù sei il mio anelito. Sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte dei miei anni, voglio che tu regni sul mio tempo. Sì, il mio universo, tua volontà io voglio e non la mia, ed ogni sogno che ho dentro te affido. Sì, il mio universo, pensiero e desiderio. La mattina sì, il mio primo respiro e la luce del mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio.
l'universo. Il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Sei Re. Sei Re. Signore, grazie Padre per questa lode.
Grazie per questa adorazione, Signore. Noi non possiamo fare questo, sei tu l'unico che può farlo. Noi non abbiamo le forze, non abbiamo le capacità, per tu ce le dai, Padre. Tu ci usi. Siamo qui per te, Padre. Tu sei il nostro Re. Solo a te va questa adorazione. A nessun altro. Tu rompi e spezzi ogni catena. Noi non siamo più quelle persone che eravamo prima. Tu ci rinnovi ogni giorno. Chiedo perdono per ogni cosa cattiva, per ogni pensiero negativo. Tu, Signore, sei la nostra pace. E tu vuoi soltanto il meglio per noi. Grazie perché hai toccato i nostri cuori oggi. Tu sei qui e vuoi che siamo felici, che possiamo avere gioia, che l'eternità possa iniziare adesso e non lì, che adesso possiamo iniziare l'eternità, Padre. Anche se non meritiamo tutto questo amore, tu ce lo dai, Padre, ogni giorno. Grazie, grazie, Padre. Benedici chi parlerà dopo, Signore. Usalo, Signore. Usa Pastor Kai. E ti ringrazio per tutta questa settimana, nonostante tutte le difficoltà. Io ti ringrazio per le difficoltà. Ti ringrazio per ogni cosa. Perché c'è il tuo piano di mezzo, Padre. Grazie ancora. Signore, noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Sei Potete sedervi. Amém? Sei il Re. Quanto bello vedere quando lo Spirito Santo agisce in mezzo a noi, lavora e trasforma. Já avete visto l'argomento di questa mattina? Sì? Ai, 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 ai. Dopo voi cominciate a pensare come che un pastore senza figli può parlare di rapporto genitori-figli, né? C'è un segreto che non vi ho raccontato ancora. Io sono stato figlio, ok? Io ho avuto un papà e una mamma, così io posso parlare e predicare sì sul rapporto dei genitori e figli, anche senza voce. Ma quanto è stato prezioso di vedere che avevo dei genitori che, nonostante che non hanno avuto temore di Dio, ma ho vissuto delle esperienze nella disciplina e nell'istruzione. Tanta disciplina.
Tanta disciplina. E quella disciplina che in quel periodo non sembrava di gioia, di belle cose, e oggi io ringrazio a Dio. E oggi io ringrazio a mio Dio perché mio papà e la mia mamma, soprattutto mio papà, aveva una disciplina molto forte su di me. E posso essere qui oggi a parlare su questo, o rapporto genitori e figli. E prima di predicare io vorrei parlare con i genitori qua. Stiamo facendo un grande cambiamento nella struttura dei giovani, adolescenti, pré-adolescenti. Ma genitori è con voi. Noi come pastori qua, noi stiamo cercando soltanto di migliorare qualcosa nella formazione spirituale, ma è con voi. E forse il 28 di settembre sarà il nostro primo sabato un po' diverso, che sarà nella Sala Nera. E já stiamo organizzando ali, i ragazzi stanno lavorando e ci sono delle spese, ma genitore è con voi, è portare i vostri figli, è appoggiare e che noi vogliamo che i vostri figli possano amare il Signore con tutto il cuore. E non esiste formazione più forte per una famiglia quando i figli amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. É onestidade. Viviamo in un mondo molto difficile. E stiamo lavorando per i vostri figli. E veramente stiamo parlando che è una delle nostre priorità. Abbiamo fatto una riunione con i monitori dei bambini questa settimana e anche dobbiamo lavorare con i nostri piccoli. Perché vedendo Victoria, vedendo Patrick, Beatrice è arrivata già quando era grande qua, va bene che un periodo era piccolino, ma vedere questi nostri bambini che oggi stanno guidando con la Lodi, è un regalo che Dio ci ha donato. Amém o non è un amém per questo? Ok, genitori. Leggiamo Efesini 6:1-4. I figli possono stare in silenzio questa mattina, fino a una parte, dopo sarà con voi. Ok. Figli, che cosa leggete? Tutti noi siamo figli, ok? Figli, qual è la seconda parola? Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e la tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia. Quale ragazzino qua, ragazzina vuole essere felice? Deve obbedire ai genitori, nel Signore. Avete visto come è semplice? Se volete essere felici, dovete obbedire nel Signore i vostri genitori, punto. È semplice. Affinché sia felice e abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevate nella disciplina e nell'istruzione del Signore. I ragazzini diranno, pastore, predica più il versetto numero 4 oggi. I genitori chiederanno, pastore, predica il versetto numero 1. Ma sarà soprattutto il numero 4 oggi. Nostro Padre, vogliamo parlare e condividere quello che è tuo nella tua parola. Tua grazia e misericordia. Guidaci, Padre, che lo Spirito Santo possa parlare nei nostri cuori e che questa sfida nella tua parola, Padre, sia piena della ricchezza spirituale tua. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Oggi è l'ultimo messaggio del libro di Efesini, capitolo 6. Pastor Alessandro, próxima domenica, penso che finirà il capitolo 5. E finiamo con questa parte iniziale. Abbiamo fatto la predica domenica scorsa della parte finale. E qua vogliamo lavorare questo rapporto genitori-figli. Quello che noi viviamo oggi, questa sofferenza. E vediamo oggi una situazione molto delicata in questo rapporto genitori e figli. Questa irritazione, questa disobbedienza, ma la mia grande preoccupazione oggi è vedere la passività, soprattutto degli uomini, nel rapporto con i figli, nella formazione dei figli, di preparare i figli. O quanto il padre oggi si è allontanato di questa responsabilità. C'è una frase che mi piace da tempo che uso questa frase. Tempi difficili creano uomini. Chi si ricorda questa frase? Tempi difficili creano uomini forti. Uomini forti creano tempi facili. Tempi facili creano uomini deboli. E uomini deboli creano tempo difficile.
La mia grande preoccupazione oggi è che noi abbiamo una generazione di uomini forti che stanno creando tempi deboli e una generazione di ragazzini molto deboli. E è questa la mia preoccupazione oggi. Invece di formare una generazione forte, noi stiamo oggi creando una generazione molto debole e non stiamo vedendo un tempo difficile che sarà nel futuro, e questa generazione oggi soffrirà con un futuro. Perciò che la Bibbia è molto chiara in affermare che la responsabilità di formare una generazione forte appartiene ai genitori. E questa storia prendiamo da Deuteronomio capitolo 5, che dice così: tu amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Lì, che cosa fa dopo? Lì inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Ossia, una generazione deve formare una nuova generazione. La responsabilità di questa generazione è preparare la futura generazione per i tempi difficili. Perciò che questo brano ci insegna che la responsabilità è dei genitori. E noi vediamo che la parola do Signore deve essere quella parola viva, efficace, potente, che deve penetrare nel cuore di ogni figlio. Ma la responsabilità è vostra, genitori. Perciò insegnare i vostri figli, pregare con i vostri figli, e questo è con voi. Io già ho fatto questa frase diverse volte: state pregando com i vostri figli? Ogni giorno? Non è per, ma è con. Seduto, coricato, quando sei in piedi. E pregare con i vostri figli. E creare questo stile di vita dentro di casa. Quante volte andiamo a mangiare na casa di una famiglia e quando arriva o piatto da mangiare, i figli já stanno mangiando e i genitori cominciano a diventare rosso, bianco, nero, di tutti i colori, perché con la vergogna, perché c'è il pastore, non hanno pregato e i figli já stanno mangiando. E lì tu já percepisci che non si prega neanche per ringraziare per il cibo, perché i figli sono stati istruiti a mangiare e non ringraziare il Signore. E tu dirai: mai ho istruito questo? Tu hai istruito perché prima di mangiare che cosa si fa? Si ringrazia. Prima di dormire che cosa si fa? Si prega. Quando si alza mattina che cosa si fa? Si prega. Ossia, e noi percepiamo che não existe queste cose basilari. Se não existe o basilare, como può esistere le cose più profonde? De leggere la parola con i figli, di istruire i figli nella parola del Signore. Perciò che il testo dice: allevate nella disciplina e nelle istruzioni del Signore. O problema della umanità, della società oggi, che gli uomini stanno in silenzio. E quando tu vai in un carcere, va bene che c'è la separazione in carcere femminile e maschile, ma la maggioranza delle persone che sono in carcere sono gli uomini. Ma la maggioranza che comincia a prendere la droga sono gli uomini. La maggioranza che sono coinvolti con la violenza sono gli uomini. Abbiamo una generazione di uomini oggi che hanno perso, non sto parlando uomini no senso generale, gli uomini sesso maschile, che si sono persi in questa società. Sono gli uomini che escono di casa alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, ritornano alle 10 di sera e quando percepiscono un figlio già ha 20 anni e non hanno fatto una passeggiata con un figlio e con la figlia. E quando percepiscono o figlio já está com una fidanzata o fidanzato. E questi genitori pensano: ho fatto tutto per il mio figlio, ma tu non hai fatto niente per il tuo figlio. Tu non hai istruito, tu non hai fatto la disciplina. Tu soltanto hai portato dentro di casa un soldo, tu hai dato una casa, tu hai dato lá un cibo da mangiare, ma il tuo figlio non vuole questo. Io mi ricordo di tanti adolescenti, non soltanto in Brasile, ma qua, che arrivano da me e dicono: Pastore Caio, come eu volevo che mio papà fosse più presente nella mia vita. E non parlo solo degli adolescenti maschili, ma anche delle adolescenti ragazzine che dicono questo: io avevo bisogno di un papà più presente con me. La domanda che io faccio adesso a tu uomo: tu esci con tuo figlio, con la tua figlia per una passeggiata? Per andare a un centro commerciale? Per andare a un parco?
Tu già hai invitato la tua figlia o tuo figlio per andare solo voi due a Venezia? Tu già hai fatto questo? Tu già hai fatto questa priorità al tuo figlio e il tuo figlio dirà, ma perché papà? Voglio stare con te. E mentre tu sei in quello treno, mentre tu sei in quella camminata, tu cominci a istruire tuo figlio, a disciplinare tuo figlio e la tua figlia. Per favore, genitori, per favore, uomini, cominciate a prendere una strada di essere uomini, avere il coraggio di essere uomini. Oggi noi stiamo perdendo questo senso di vedere degli uomini che prendono le decisioni di formare, allevare, di disciplinare i figli, di stare presenti con la vita dei figli. Loro stanno gridando per questo. È coraggio, è forza per gestire e disciplinare i figli. Io ho già ascoltato diverse volte, questa parte eu lascio con la mamma. Questa parte non si delega a nessuno. È con te. Sei stato tu che Dio ha dato come papà di questa ragazzina, di questo ragazzino. Perciò, genitori, sei tu che devi disciplinare i tuoi figli. E è interessante che la parola dice non è solo istruire, è disciplina. Perciò aquela responsabilità è vostra. Senza disciplina não existe conquista espirituale. Senza disciplina dentro di casa não haverá disciplina fora de casa. Senza disciplina dentro di casa non avremo un figlio o una figlia che possa gestire bene la situazione futura. Perciò nella disciplina è sapere dei limiti. Farò un po' di domande adesso che sembra da ridere. Chi lava i vestiti delle tue figlie? È la mamma o è la figlia? Chi stira dentro di casa? Ah, pastore, la mia figlia deve studiare tanto. Telefonino 5 ore al giorno e studio 15 minuti al giorno. 5 ore ho detto poco, ok? La tua figlia stira. La tua figlia pulisce la casa. La tua figlia sa pulire un bagno. La tua figlia sa pulire lá dove si fa la doccia, o gabinetto. La tua figlia sa prendere un ferro da stiro e cominciare a stirare una maglietta, una camicia. Se non sai, la tua figlia ha oltre 15 anni, io dirò in modo molto chiaro, è una vergogna. E questo si chiama disciplina. Se la tua figlia con 15 anni, 16 anni o di più non sai stirare una camicia, come avrà la disciplina dentro di una casa nel futuro? E chi deve istruire? Chi deve disciplinare? Siete voi di genitori. E i tuoi figli lavano il bagno o no? I tuoi figli lavano il bagno? Sto parlando adesso di un ragazzino dentro di casa. Adesso tu cominci a immaginare, io ho perso la mia mamma con 14 anni. Mio papà doveva viaggiare lunedì, a venerdì era fuori di casa, arrivava solo sabato e domenica. Chi doveva cucinare? Chi doveva stirare? Chi doveva pulire la casa? Chi doveva fare tutte le cose di casa? Ero io. Ho imparato nella urgenza. Cominciate a immaginare, se per caso tu e il tuo marito, tu e la tua moglie dovete uscire di casa per un tempo, com'è che sarà la tua casa tra 30 giorni? È lì che tu vedrai la disciplina. Tu riesci a avere il coraggio di lasciare i tuoi figli da soli per 30 giorni? E tu mi dirai, no, è vergogna. Perché se loro hanno oltre 15 anni, já devo sapere gestire anche le bollette, pagare le bollette. Ma oggi noi vogliamo proteggere i nostri figli e criamo una generazione debole che non sa neanche sistemare le cose, neanche chiudere una porta. E noi stiamo pensando, ah, pastore, non è così nel tuo tempo, ok? No secolo scorso era così. Eu sono un uomo come voi. Non è cambiato niente. Perciò che noi stiamo creando una generazione troppo protetta, troppo sotto una protezione insicura, senza disciplina, che non sa gestire il problema della vita. E la Bibbia dice, formate i vostri figli nella disciplina. Istruire nella disciplina. E disciplina è biblico. Perciò lavare i bagni, alzarsi in mezzo al giorno, io non riesco a capire un ragazzino, una ragazzina che si alza alle 12 proprio per il pranzo. Non riesco a capire. Quando eu sono na casa, c'è una cosa interessante. In Brasília c'è una cosa interessante. Fuso horário sono 5 ore.
Quando è 10 di notte in Brasile io vedo che ci sono dei ragazzini che si comunicano nel messaggio alle 3 di notte qua. Io comincio a pensare, ma c'è qualcosa che non funziona. Alle 3 che cosa si fa? Si dorme. Perché alle 6 deve alzarsi per studiare alla scuola. E se va a dormire alle 3 di notte, va alla scuola alle 7, alle 8 del mattino. 2 più 2 è 4. 2 più 2 è 5. 4 è sbagliato. Sono stanchi con la mente, come che possono imparare nella scuola? Ma i genitori passivi lasciano i figli dentro della camera e dentro della camera loro con il telefonino fanno dei giochi e i genitori in silenzio perché non vogliono litigare con i figli. Dove siete voi genitori uomini con coraggio per andare di là? La disciplina dentro di casa è questa. Io ce l'ho una linea di pensiero. Se tuo figlio ha 40 anni, se tuo figlio ha 10 anni, la casa che comanda sono i genitori. Le ordini sono dentro di casa, sono i genitori, non sono i figli. La disciplina sono i genitori. Se tu non sei d'accordo, pastore, tuo figlio non uscirà perché non sa che cosa fare fuori. Io conosco una storia di una ragazzina, non è di qua, è uscita di casa perché è successo questo. 2 giorni, la mia amica mi riceverà. Sì, ha ricevuto. Ma nel secondo giorno già mi ha data via. È tornata a casa. Perché non sapeva gestire. Perciò se io non vorrei vedere i miei figli nella vergogna, cominciate la disciplina. Non riesco a capire oggi dei bambini con 20 anni, 30 anni, che non sanno cucinare neanche una pasta. C'è una cosa che tante volte mi è una vergogna. Se tuo figlio o una figlia ha un fidanzato o una fidanzata, dove loro devono stare assieme? Nel soggiorno. Ma oggi c'è un fidanzamento dentro della camera. E con la porta chiusa. E non c'è nessun problema. Come non c'è nessun problema? Fidanzamenti dentro della camera, con la porta chiusa. E i genitori là. Non c'è problema. Come non c'è problema? Quando viene la tragedia, che cosa tu dirai? Se nella tua casa la camera è un luogo di incontro per i fidanzati, è una vergogna. Dove c'è la disciplina? Dentro della mia casa funziona così. 7 fidanzati, soggiorno. E tra poco sarà dentro del bagno. Perché lei ha paura di fare la doccia da sola. O lui ha paura. Tra poco viene questo. E noi pensiamo che è normale. Non è normale i fidanzati dentro della camera. Non è normale fidanzati da soli nel buio dentro di casa. Non è normale. Noi stiamo formando una generazione che si può tutto. E tra poco viene la tragedia e noi diciamo, dove ho sbagliato? Mancata la disciplina. Può darsi che i ragazzini oggi mi chiederanno, pastore Sandro, allontana pastore Caio dalla predica, per favore. Ma cari, se io non parlo questo con voi, è per il vostro amore, genitori. È per il vostro amore, cari. È perché la parola del Signore ci istruisce questo. Non è solo peccato, ma non posso dare opportunità al peccato. Perché quando comincio a dare opportunità al peccato, la vita si rovina. Io non vorrei vedere la vostra vita rovinata. Perciò la disciplina è biblica. La disciplina di studiare la parola, la disciplina di un digiuno, la disciplina della preghiera, la disciplina di entrare nella terra promessa, la disciplina di conquistare Jericó, la disciplina di Gesù di andare fino alla croce. La disciplina è biblica. E noi pensiamo che la disciplina non fa parte. Se tu vuoi essere un grande atleta, tu devi avere disciplina. Se tu vuoi essere un grande músico, tu devi avere disciplina. Ou seja, eu não posso conquistar e prosperar senza la disciplina. E nós hoje estamos transcurando questo. Nós não estamos prosperando que te manca la disciplina. Perciò eu devo avere disciplina con Dio, disciplina nella vita professionale, disciplina in famiglia, disciplina personale. Eu me ricordo muito de um calciatore que se chiama Lionel Messi. Quando já sentito parlare di lui? Qual è stata la prima squadra di Lionel Messi? Chi si ricorda? Barcellona. Quando Lionel Messi è arrivato, ha messo in disciplina. Perché lui era troppo piccolo
E lui com disciplina ha creato un po' di fisico. Seconda disciplina che Barcellona ha preso com Lionel Messi. Ha preso Ronaldinho, che tu conosci, e ha messo fora di Barcellona. Perché Ronaldinho aveva una vita che dormiva alle 2 di notte, alle 3 di notte, una vita molto spericolata. E come Lionel Messi aveva 16 anni, 17 anni, stava crescendo, Barcellona ha deciso no. Se Ronaldinho assieme a Messi può rovinare la vita di Lionel Messi. E hanno messo fuori. E mi sembra che è venuto ao Milan, non mi ricordo dove Ronaldinho. Disciplina. Ossia, senza disciplina io non posso conquistare niente. Senza disciplina non prosperò mai. Perciò la disciplina che è importante nella nostra vita personale, la nostra vita con Dio. Dove è la nostra disciplina di ogni domenica stare adorando a Dio? Dove sta la disciplina di stare in preghiera ogni giorno? Dove sta la disciplina di una crescita spirituale? Noi sostituiamo la pigrizia, la disciplina per la pigrizia. Ah, non ce la faccio, non posso, oggi sono stanco. Questa è pigrizia. La disciplina mi insegna che nei momenti più difficili io mantengo no quello che ho deciso. Non posso sostituire la disciplina con la pigrizia. Le regole esistono nella vita. E se tu, ragazzino o ragazzina, pensa che non ci sono le regole, vai cominciare a lavorare. Alle 8 cominci il lavoro, ma tu devi usare lá, come si dice, timbrare lá o teu tesserino? Não alle 8. Alle 7h55, alle 7h45, alle 7h30. Tu deve essere prima. Ah, ma non è giusto. È regola. È disciplina. E se tu esci alle 5, non è la timbrare alle 5, è di po' dopo. È regola. E questo è il mondo. E questo funziona nel mondo. E come che eu posso entrare in questo mondo lavorativo se non ce l'ho disciplina nella mia vita? E se eu non sono creato, allevato nella disciplina, sarà un disastro la mia storia. Ma chi deve fare questo? I genitori. Se tu non stai preparando i tuoi figli nella disciplina, i tuoi figli soffriranno nel futuro. State creando una generazione debole che nel futuro non saprà gestire neanche un tesserino. E non potrà neanche lavorare. È disciplina. Perciò allevate nella disciplina, allevate nelle istruzioni del Signore. Figli non sono re. E hoje nós transformamos i nostri figli come se fosse un re sul trono. E sono là a dare cibo, da mangiare, la maglietta stirata, quali scarpe che tu vuoi, mio figlio. Oh, queste scarpe no, tu non vuoi. Oh, povero. Non è così. Loro non sono re. E hoje nós facciamo tutto per loro. E stiamo dimenticando di dare la disciplina per loro e formare i nostri figli per un futuro. Figli non sono re. Voi dovete, come genitori, ricordare dei vostri genitori. E sicuramente i vostri genitori diranno: che vergogna, mio figlio, non fate questo per il mio nipote. Io conosco una famiglia che il primo figlio, quando è nata, lei ha detto: io farò tutto il contrario di quello che mio padre mi ha insegnato. Ha fatto. Ha fatto. Io seguo questa famiglia. E questa famiglia soffre oggi. Ha fatto. Perché il papà è istruito nella disciplina. Ha preso una decisione di fare tutto quello che i figli volevano. Non è così. Uomini, genitori, coraggio. Perché siete voi che dovete preparare i vostri figli per un mondo difficile. Là nel mondo non c'è misericordia. Là nel mondo non c'è compassione. Lá no mundo não c'è niente che tu possa provare dentro di casa. E i vostri figli entreranno là. E lá non ci sarà questo che c'è dentro di casa, che c'è anche dentro della chiesa. Ma nel mondo non c'è misericordia neanche compassione. E nel mondo c'è un dolore e sofferenza. Perciò se tuo figlio con 15 anni è pronto a sopravvivere da solo. Se tuo figlio ha oltre 15 anni è pronto a sopravvivere da solo? Se non è pronto a sopravvivere da solo, chi deve dare la risposta sei tu, non sono io. Tu devi pensare, io devo cambiare il mio modo di dare la disciplina ai miei figli. Se tuo figlio ha oltre 15 anni e se tu hai paura di tuo figlio stare da solo a casa per 30 giorni,
é perché c'è qualcosa che tu hai sbagliato. Io non sto accusando, sto soltanto rivelando un segreto che tu devi cambiare nella tua vita. Tu devi essere sicura che con 15 anni il tuo figlio sia pronto o pronta a gestire una casa. Perché 15 anni la testa funziona molto bene. Secondo punto, non irritate i vostri figli. E voi padri, non irritate i vostri figli. La domanda che io faccio adesso, tu come padre, come mamma, sei un orgoglio per i tuoi figli? Sei un orgoglio per il tuo figlio? Tutto quello che tu fai, il tuo figlio si orgoglia di te? Una cosa che tante volte irritano i figli è quando ci sono troppi litigi tra i genitori. Sa una cosa che io non sono molto radicale in questa area, ma c'è una cosa che mi preoccupa. Quando io vedo i genitori insegnando delle foto con un bicchiere di birra. E con orgoglio. E le foto pubbliche, un bicchiere di birra. Voi sapete, io non sono radicale in questa linea. Ma mi preoccupa quando i genitori fanno questo. Perché stanno dicendo che quello è una priorità, che quello è importante. E i figli quando vedono questo diranno, papà, che vergogna. Questo è irritare i figli. È quando i genitori stanno insegnando ai figli una vergogna. È quando i genitori insegnano la menzogna, irritano i figli. Perché i figli stanno crescendo, stanno vedendo delle famiglie che stanno vivendo l'esperienza grande con il Signore, ma i genitori stanno insegnando ai figli alle cose bruttissime e questo irrita. Toglie l'orgoglio dei figli. Perciò tradimento, álcool, bugia, engano. Quanta vergogna i genitori oggi stanno insegnando ai figli. E tu pensa che i figli non stanno si irritando con questo? Genitori, voi siete di modello, di esempio, non sono io neanche il pastore Sandro, siete voi. E loro stanno osservando a voi in modo che possa avere orgoglio del vostro comportamento, anche nella disciplina. Questo tempo, eu estava com um pré-adolescente e in macchina questo pré-adolescente stava parlando del suo papà, del suo papà, del suo papà. E ha parlato delle cose molto interessanti, io solo ascoltando in macchina, no? Io ascoltando in macchina, e lui parlando del suo papà. Che orgoglio! E parlando delle cose molto interessanti del suo papà. Che orgoglio di quello pré-adolescente sul suo papà. Será che tuo figlio può dire, mio papà mi insegna, c'è la disciplina su di me, mi istruisce, è con me, fa delle passeggiate con me, prega con me. Questo mio papà è mio orgoglio. Lui non mi irrita con le sue cose banali, superficiali. Oggi vediamo una generazione di uomini qua che abbiamo una vita buona qua in Italia e cominciano a prendere il mondo materiale e inserire come più importante e toglie la bellezza spirituale e questo crea una irritazione nei figli. Quando vedo le foto dei genitori in questa apologia alla birra, ao álcool, non è una tristezza per me come pastore, è una tristezza per i vostri figli. Quando vedo i genitori facendo delle foto, delle cose che non sono belle, non è una tristezza per me, è anche per me, ma anche per i figli. Perciò la libertà è una cosa bellissima, è piacevole, ma tuo figlio deve vedere che tu come papà sei responsabile. Sei responsabile. Io sono stanco, ma la responsabilità non inserirà vergogna ao mio figlio. O mio papà è responsabile, a mia mamma è responsabile. Tu istruisci tuo figlio questo? Un scandalo diventa per un figlio una irritazione. Nessuno figlio vuole crescere in una famiglia dove ci sono litigi, una famiglia dove gli scandali succedono, in una famiglia dove non c'è la integrità e la coerenza con quello che c'è in chiesa. C'è una storia di un pastore che predicava. È arrivato un giorno che suo figlio è arrivato a casa e dice: papà, andiamo a abitare in chiesa? Perché mio figlio? Perché in chiesa veramente io mi orgoglio del mio papà, perché a casa è diverso. Questo parla di una storia di un pastore, papà. Ma parla adesso dei genitori. Sarà che i figli non vogliono abitare in chiesa? Perché in chiesa sembra che c'è un altro padre, un'altra madre.
Ma quando si arriva a casa, quando si chiude quella porta, lo scandalo arriva. Figli, non irritate i vostri figli. Genitori, non irritate i vostri figli. Perché voi dovete essere un esempio di orgoglio e non di vergogna. Tutto quello che voi farete, i vostri figli diranno: io vorrei essere come il mio papà. Io vorrei essere come la mia mamma. Io vorrei seguire i passi dei miei genitori. È lì che c'è l'orgoglio. Se non c'è questa frase, c'è la vergogna, c'è l'irritarsi. Perciò è questo modello. Perciò il figlio vuole crescere, essere elevato in una disciplina, sì. Deve essere maturo e sicuro, sì. È questo che la parola ci insegna. Terzo e ultimo punto. Adesso parliamo dei figli. Versetto 1 dice: figli, ubbidite. E qua ci sono due parole molto interessanti. Ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento com promessa, in modo che potete avere figli giorni felici. Nel Signore, ubbidienza completa. Nel Signore. Se un giorno tuo papà ti dice: mio figlio e mia figlia, non perdonare quella persona, è obbedienza nel Signore? No. Mio figlio e mia figlia, non andate più in chiesa, è obbedienza al Signore? No. Obbedienza nel Signore. Nel Signore. Quello che il padre e la madre insegna ai figli, nel Signore, i figli devono obbedire. Obbedire. Ah, ma non c'è nella Bibbia. L'autorità è il papà. Ma se c'è nella Bibbia, la parola è l'autorità. Perciò nel Signore è lì che c'è la ricchezza dell'obbedienza. Come i vostri genitori amate il Signore, anche voi figli dovete amare il Signore. Perché è nel Signore la camminata. Perciò stiamo vivendo oggi una generazione debole, come la Chiesa è come si dice, quando c'è una Pasqua, un Natale, un battesimo, io vado. Non c'è responsabilità, figli. Crescete in obbedienza nel Signore e nella responsabilità. E vedete nei vostri padri questo amore per il Signore. Perciò quando i genitori amano il Signore e dimostrano con gli atti e con i fatti che amano il Signore, è lì che i figli seguiranno un'obbedienza completa nel Signore. Contrario di obbedienza si chiama, o possiamo usare una parola più forte, ribellione. La ribellione del diavolo ha portato una sofferenza eterna. La disobbedienza, la ribellione contro i miei genitori mi porterà a una sofferenza molto profonda. Così ubbidite ai vostri genitori quando loro stanno camminando nel Signore e insegnando nel Signore. Se è contro il principio della parola, è lì l'unico modo che tu puoi dire: papà e mamma, questo io non lo farò, perché nella parola è scritto così. E è lì che voi dovete mantenere il principio. Amare il Signore con i genitori è vivere questa esperienza. Perciò non avrà scusa per ribellarsi. Genitori, quando insegnano tutto in principi, i figli devono seguire in obbedienza a questo principio. È nel Signore. Genitori che insegnano a non perdonare, è lì che il figlio possa ribellarsi. Ma non è una ribellazione a Dio. È dire: questo io non sono d'accordo. Perché la parola è l'autorità massima. Nel Signore, con tutti i principi del Signore. Ragazzi, se volete prosperare, Dio vi ha dato un padre, vi ha dato una madre. E voi dovete ubbi nel Signore. Ah, pastore, ma mio padre e la mia madre, lo so. Io ho avuto grossa difficoltà con mio padre. Grossa difficoltà. Ma era mio padre. Era mio padre. Mio papà c'era delle esperienze che non erano niente di bello. Ha fatto delle cose niente di bello. Ma era mio papà. E quando non era nel Signore, sicuramente eu potevo prendere decisioni. Ma se era nel Signore, è un'altra storia.
Dio ti ha dato dei genitori e la scelta è stata divina, non tua. Così obbedienza ai vostri genitori nel Signore e lì viene il prosperare della vostra vita. Se volete avere i giorni felici, è in questo modo. Genitori, disciplina i vostri figli, fanno bene, con coraggio. Lasciate questo mondo di pigrizia e passività. Responsabilità è vostra. Preghiamo. Come sta la tua vita? In casa, in famiglia, in responsabilità. Come genitori, papà, mamma, disciplina. Tante volte vogliamo tanta simpatia com i figli. Mamma, tu non sei amica di tua figlia. Tu sei mamma. Tu sei mamma. Tante volte voglio essere un'amica, ma tu sei una mamma. Tu puoi avere un rapporto profondo e grande, e deve, ma tu sei la mamma. Padre, tu non sei un amico del tuo figlio, tu sei il padre, per la disciplina. Tu puoi avere un profondo e deve avere un profondo rapporto con i tuoi figli, ma tu sei padre. Tu devi correggere. Nella tua casa c'è la disciplina. Tu riesci a togliere il telefonino di tuo figlio alle 10 di sera e consegnare alle 7 del mattino? È disciplina. Se tu non riesci a fare questo, padre, se tu non riesci a fare questo, madre, è perché tu hai perso i tuoi figli. Se loro sono dentro di casa, riprende i tuoi figli. E una delle cose belle nella vita con Dio è confessare i nostri peccati e arrivare a casa questo pomeriggio e dire: figlio, figlia, io ho sbagliato con te, ma vorrei essere un nuovo padre, una nuova madre, e prepararti per un mondo difficile nella disciplina. Tutti noi abbiamo bisogno di disciplina. Gesù ebbe disciplina in noi. Mosè, Paolo, Davide, tutti i personaggi hanno prosperato con la disciplina. Nosso Padre, viviamo in un mondo difficile. Soffriamo con i nostri figli. Soffriamo con i nostri genitori. Ma tu hai lasciato la tua parola, Padre, che è ancora presente, è eterna. La tua parola, Padre, dove parla di disciplina, di istruzione, di obbedienza, di prosperare, di avere i giorni felici. Tu hai lasciato la tua parola, Padre, perché è eterna e ci insegna ancora oggi. Non cambia,
L'unica coisa moderna è la tecnologia. La tua parola non cambia. Io prego, Padre, che questi genitori che sono qui oggi possano avere il coraggio di umiliarsi e gridare davanti a te e dire: Padre, non ce la faccio, aiutami. E che i genitori oggi possano confessare ai figli che loro vogliono avere un nuovo atteggiamento per un prosperare dei figli. Il segreto è questo: è la disciplina, è l'istruzione. Non c'è l'altra parola. Il segreto è questo: disciplina, istruzione e obbedienza. Che tuo Padre possa continuare a istruire i genitori, in modo che loro possano amare i figli, istruendo nella disciplina. E che possiamo vedere questi ragazzi, oh Padre, prosperando spiritualmente, prosperando nella vita professionale, prosperando ovunque sia, perché dentro di casa c'era la disciplina. Che possiamo vedere una generazione sicura, forte, responsabile, una generazione con grinta, una generazione che non troverà tempi difficili, ma quando troveranno tempi difficili sapranno gestire. Usa, Padre, ogni famiglia qua, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Genitori, figli, è la parola del Signore, non è la mia parola. Se arrivate a casa oggi in macchina direte: ah, il pastore ha detto. No. È scritto qui nella parola. Il pastore non soltanto ha riferito quello che è scritto nella parola. Noi non stiamo qua per gradire le persone, ma per trasformare. Vogliamo tanto vedere un prosperare dei vostri figli. Amém, genitori? Nessuno è d'accordo? Ok. Potete sedere che io comincio un messaggio novamente. Genitori, amém? Ah, basta di questa pigrizia, responsabilità. Avremo un momento molto speciale adesso che è la cena del Signore. Così, diacono, per favore, potete già prendere i vassoi che sono indietro e cominciamo a distribuire qua. Noi staremo celebrando la cena del Signore in questa mattina e ricordando il corpo di Cristo sulla croce. C'era disciplina. Gesù è andato fino alla croce. Ha sofferto per me, per te, per tutti noi. La cena del Signore deve essere celebrata per tutti quelli che credono in Cristo Gesù come Signore e Salvatore. Per tutti quelli che confessano Cristo Gesù come Signore e Salvatore. Se tu hai questa esperienza viva di Cristo nella tua storia, nella tua vita, il pane, il calice è per te. Esiste una usanza di che se io sono nel peccato non prenderò il pane e il calice. Non è biblico. La Bibbia dice che questo momento è per confessare e riconoscere, esaminare a me stesso. E quando esamino la mia vita, è lì che eu confesso i miei peccati. E eu ricomincio una nuova storia, una nuova strada. Perciò se tu ce l'hai Cristo Gesù nella tua vita, è un momento di prendere il pane. Potete già distribuire. Io prenderò il pane e il calice e io starò celebrando il Signore. Noi staremo ascoltando una musica in questo momento. Mentre tu stai ascoltando questa musica, che tu possa prendere il pane e il calice e esaminare la tua vita. Cominciare a esaminare la tua storia, come está davanti al Signore, e prendere il pane
e o cálice. Possiamo stare in piedi? Non c'è nessun problema di pregare, stare in piedi e confessare e cantare. È il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Signore, Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita, noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita, noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Sei Re. Sei Re. C'è qualcuno che non ha preso il pane o il cálice? Dei bambini già? Dei bambini? Tutto ok? Aspettiamo qua.
Possiamo celebrare. Aspettiamo i nostri diaconi qua. Facciamo assieme questo momento della celebrazione. Prendete il pane, ricordate un sacrificio per te. Cominciate a immaginare quella croce. C'era Gesù, uomo. Tanta sofferenza per te. Dimostrazioni d'amore per te. Tanta sofferenza, tanto sangue, tanto dolore. E ricordare questo è ricordare la nostra salvezza. È ricordare un sacrificio che ci ha dato vita. Mangiamo e ricordiamo questo Cristo Gesù, questo corpo, e celebriamo. Prendiamo il calice e ricordiamo novamente questa croce, un corpo coperto di sangue, un sangue puro. E siamo stati salvati non per oro o argento, ma per un prezioso sangue di Cristo, senza peccato. Cristo visse in questo mondo senza peccare, in una grande disciplina spirituale. Ricordiamo questo sangue che ci ha purificato di tutti i nostri peccati. Siamo stati perdonati. C'è il perdono. Beviamo. Nostro Padre, grazie. Grazie per un sacrificio. Grazie per il tuo amore. Grazie, Padre, perché tu hai manifestato il tuo amore in donare Cristo Gesù, tuo Figlio, per noi. Grazie, Padre. E ricordiamo questo per non dimenticare mai o quanto tu ci ami, per non dimenticare mai o quanto siamo amati da te, per non dimenticare mai che questo sacrificio cambiò la nostra storia. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Puoi dare un abbraccio nella persona al tuo fianco, un saluto, stendere la mano, perché questo fa parte della cena del Signore, perché noi facciamo in comunità, insieme in un locale altro. E se tu non conosci questa persona al tuo fianco, è un momento di dire, come ti chiami? Ma che tu possa salutare uno agli altri qua e dire che Dio ti benedica, e tu possa dare una parola di benedizione a queste persone. Ok. Possiamo cantico? Il nostro Dio? È questo, un cantico è questo. Okay. Cantiamo questo cantico, momento di offerta, di decima. E questa è obbedienza. Io vedo tante volte i genitori insegnando i figli a contribuire. E questa disciplina. E questa preparare. Che noi possiamo insegnare ai nostri figli o contribuire, la responsabilità economica. La Chiesa qua, a nossa autonomia completa, ossia tutto quello che noi viviamo qua è le offerte, le decima dei membri. Così facciamo questo momento di offerta, di decima, di consacrazione, con disciplina. E stiamo qua preparando una sala per adorare Dio di modo più completo. Se tu sei membro di questa Chiesa, tu sai la tua responsabilità. E la responsabilità è grande di mantenere questa opera. Perciò la responsabilità è per i membri. Ma se tu sei ospite, sei libero per offrire, ok? Cantiamo questo cantico e contribuiamo, offriamo al nostro Signore, ok?
nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo. Il nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo. Santo, santo, il nostro Dio è santo. Santo, santo, il nostro Dio è santo. Il nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo. Il nostro Dio è in mezzo a noi e nella lode presente è. Il nostro Dio oggi opererà, Lui è benigno e santo. Santo, santo, il nostro Dio è santo. Santo, santo, il nostro Dio è santo. Solo la Chiesa. Santo, santo, il nostro Dio è santo. 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 Preghiamo. Nostro Padre, contribuire, offrire è un privilegio e grazie. Tu ci hai donato tutto. Vogliamo soltanto, Padre, dimostrare la gratitudine a te e grazie per la fedeltà del tuo popolo e obbedienza del tuo popolo a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Potete accomodarvi? Che cosa inizia questa settimana? Per la gioia di tanti genitori? E con meno gioia di ragazzi? La scuola. Venite qua, tutti quelli che sono studenti. Ok, tutti quelli che studiano ancora, venite qua davanti, vogliamo pregare per voi. Samuel, tu sei studente, no? Vieni. Patrick, tu studi ancora? Vieni. Oh, non è solo i bambini, no? Já sei 6 meses. Beatrice, sei studente, no? Vieni, sì. Tutti quelli che studiano. Oh. Eduardo, cosa fai lì, Eduardo? Sì. Ah, anche la Meg. Una signora sposata da 40 anni. Oh, no. Alessandro, anche tu sei studente, vieni. Isabella è studentessa? Chi? No? Chi è l'altro che studia qua? È bello vedervi. Cari, voi non potete immaginare il privilegio che questo gruppo ce l'ha. Perché loro sono dentro di una scuola, loro sono dentro di un'università, loro stanno studiando, ma lì c'è un gruppo immenso delle persone che ancora non credono in Cristo Gesù. E loro hanno il privilegio di dare una testimonianza di chi è Cristo lì dentro. Perciò tante volte noi abbiamo questo gruppo dentro della Chiesa che ci autoproteggiamo, ma lì loro saranno in un confronto molto grande. Pregate per i vostri figli.
E dirò novamente, basato sul messaggio di prima che tuo figlio esca di casa, prega insieme con i tuoi figli e dopo dica, vai in pace. Amém, genitori? E genitori che vogliono pregare con i figli tutti i giorni al mattino, potete stare in piedi in questo momento e preghiamo per loro. Preghiamo per questi ragazzini qua, questi adulti, questi adolescenti, questi giovani, questa signora sposata qua, c'è un altro qui. Ok, preghiamo. Nostro Padre, grazie per questa generazione che tu ci hai donato. Loro questa settimana, Padre, questo periodo inizieranno, Padre, e continueranno a andare in un luogo dove ci sono tanti conflitti spirituali, ma che lì loro possono proclamare e vivere questa esperienza di fede. Che loro possano avere il coraggio, Padre, avere la disciplina di parlare di Cristo Gesù. E che loro possano sapere che quello luogo è un luogo di testemunhanza pubblica. E noi vogliamo, Padre, ascoltare e sentire che loro possano essere i migliori allievi in quella scuola. E che loro possano frequentare con amore, pieno di grazia e compassione tua. E manifestare la tua grazia e tua misericordia in quello luogo. Benedici questo gruppo, Padre. Fortifica loro. E che i genitori possano stare attaccati a loro e preparare i figli, oh Padre, per queste sfide che loro avranno ogni giorno. Grazie, oh Padre. Questa generazione è tua, questo gruppo è tuo. Benedici e fortifica nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che Dio vi benedica. Ok, potete accomodarvi. Ok, gli avvisi. Quali sono? Próximo sábado, questo sabato, il 14 di settembre alle ore 20, incontro di coppia per tutte le coppie, ok? C'è un incontro dei ragazzi, finisce ragazzi, incontro di coppia. L'argomento, una coppia molto interessante, ma non è solo loro, perché c'è anche i genitori loro, che sono stati genitori troppo permissivi, passivi. Facevo tutta la volontà di Sansone, no? E dopo il disastro, ok? Così una bella storia per sabato. Ok, avanti. Preghiera, ultimo sabato, già stiamo iniziando il mese, ok? Avanti. Ultimo sabato, no, ultimo giovedì. Ok? Come abbiamo parlato, il 28 c'è un rinnovamento qua della questione del programma dei giovani. Il 28 noi forse cambieremo l'orario e questa settimana decideremo se sarà alle ore 18, ok? Così loro finiranno alle 20, 20:30. Così a proposta iniziare alle ore 18, forse nella sala nera, ok? Vediamo. Prossimo avviso? No? C'è un altro avviso? Abbiamo fatto adesso una piccola riunione con l'area sociale della Chiesa. Noi abbiamo 38 famiglie di Villorba per visitare. Cari, questo è un privilegio per la Chiesa. 38 famiglie. Una telefonata, una visita, portare da mangiare, da vestire. Ok, se tu vuoi partecipare, essere presente in questo ministero, potete parlare con la Isabella o con la Maggie, ok? Così è qui a Villorba, è un privilegio che noi abbiamo entrare in 38 famiglie. E noi non possiamo essere passivi in questa storia. Così prossima settimana portate da mangiare, portate da mangiare, portate da mangiare. Non solo da mangiare, ma anche prodotti di igiene personale. Ok, da vestire abbiamo tante cose, ma da mangiare, prodotti di igiene personale non tanto. Così portate. E così in questo modo noi possiamo nuovamente riempire le nostre strutture qua per portare a queste famiglie. È un privilegio di parlare di Cristo a questo gruppo di persone. Abbiamo pregato, Dio ci ha donato e adesso è con noi. Ok? L'altro avviso? Assembleia, prossima domenica, assembleia ordinaria, amministrativa, alle ore 14, alle 13:30 la prima chiamata, alle 14 la seconda chiamata, ok? Prossima domenica, penso che non è un'assemblea lunga, penso che 30-40 minuti finiamo l'assembleia, ok? Sono solo 2 a 3 argomenti massimo, ok? Grazie. Basta? Ah?
Ah, grazie. Stiamo iniziando anche sabato lavoro con la scuola biblica domenicale per i bambini. Così se tu vuoi essere monitore e lavorare con i bambini, c'è opportunità sabato e c'è opportunità domenica. Così è un privilegio. Abbiamo bisogno di monitori che possano lavorare con i bambini. Dio ci dà questo privilegio. Ok? Potete parlare con me e che noi possiamo vedere lì come lavorare. Tanti ministeri stanno crescendo e rimbocchiamo le maniche, lavoriamo con disciplina. Amen? Grazie Chiesa, Dio vi benedica. Lasciatemi arrivare prima alla porta per salutare.